Il 2019 è iniziato da poche settimane e già si contano casi di truffe agli anziani. Purtroppo le somme consegnate ai malviventi spesso sono elevate. Le indicazioni dei carabinieri, mai dare soldi o indicazioni personali, sono semplici eppure fondamentali. La truffa più usata è quella cosiddetta del finto avvocato. La vittima deve pagare una cauzione all'avvocato per liberare il figlio detenuto per un qualche guaio. Per i carabinieri c'è già un elemento che deve far scattare l'allarme. Tenete presente che in Italia la cauzione non esiste. Chiunque vi dica che un vostro familiare è stato arrestato per il rilascio del vostro familiare e occorrono dei soldi, vi sta truffando. Un altro consiglio è quello di non restare troppo tempo al telefono. Non ci facciamo ingannare da telefonate che ci tengano vincolati al telefono troppo a lungo da parte di sconosciuti. Un elemento che abbiamo registrato è appunto questa capacità di tenere l'anziano attaccato al telefono. Un'altra truffa è quella di far custodire gli argenti di casa nel microonde perché il finto tecnico rilascerà nell'aria un prodotto chimico pericoloso per i preziosi per sistemare le tubature di casa. Ovviamente è una truffa. I bersagli sarebbero casuali, non c'è una conoscenza diretta della vittima. Raramente abbiamo registrato casi di truffe commessi da persone che vivono stabilmente nel Tigullio. Le risultanze investigative, insomma, ci porta a collocare i responsabili come provenienti da un'area geografica che non è la nostra. L'invito è a chiamare sempre le forze dell'ordine qualora si abbia un dubbio. I carabinieri, per loro vocazione, sono sempre pronti ad ascoltare e intervenire. Non ci disturbano mai, fortunatamente garantiamo il servizio di controllo del territorio 24 ore su 24, le nostre macchine sono presenti sul territorio anche la notte, la nostra centrale operativa è aperta 24 ore su 24, quindi noi preferiamo, come dire, fare un intervento che poi si rivela un nulla di fatto piuttosto che prendere una denuncia allo sfortunato anziano che casca nella rete dei truffatori.